Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È iniziato oggi, venerdì 14 giugno, e proseguirà fino a domenica 16 giugno 2024 il raduno triveneto degli alpini. Dalle Alpi a quota zero, questo è il nome del raduno 2024 delle Penne Nere, organizzato dalla sezione ANA di Venezia su proposta del gruppo Alpini San Michele al Tagliamento. Sono circa 30.000 gli alpini attesi in questo fine settimana per la dunata nella località balneare del Veneziano. Il raduno è iniziato questa mattina con la staffetta discesa dal Tagliamento per culminare con lo sfilamento degli alpini fino al passaggio della Stecca con la sezione di Conegliano, cittadina che ospiterà il raduno triveneto del 2025. Ancora cronaca. L'arrivo della bella stagione ha visto il primo timido ripresentarsi del fenomeno del commercio ambulante. La polizia locale è intervenuta in riva degli Schiavoni e in viale 22 marzo a Venezia, trovando singoli venditori che, mescolati tra la folla, pensavano di proporre indisturbati la propria mercanzia. Decine le borse e i portafogli sequestrati e rinvenuti, tutti non contraffatti, e le conseguenti sanzioni e i DASPO elevati a carico dei venditori fermati. In città la polizia locale sta eseguendo anche sequestri a carico di venditori di rose e dardi, circa 1.000 i pezzi sequestrati nell'ultimo mese. Al Lido di Venezia, pattugliamenti in spiaggia con sequestri di ombrelloni e asciugamani nascosti in mezzo al verde in attesa di essere smerciati. E un'urna funeraria a cassetta risalente al I secolo d.C. è stata consegnata oggi al direttore del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro dal comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. L'importante bene archeologico è stato ritrovato in un'area difficilmente accessibile, all'interno di un casolare nella campagna concordiese, parte di un aste ereditario. A seguito della sua verifica, l'urna è stata sottoposta a sequestro, stante l'assenza di un valido titolo di proprietà da parte del proprietario del casolare, la cui collaborazione è stata altresì importante nel corso delle indagini. E la Giunta Comunale di Venezia ha approvato la delibera relativa alla convenzione per l'esercizio delle attrezzature sportive Centro Sportivo Venice Sport Village, che si trova a Mestre in via Calabria 43. In particolare sarà messo a disposizione del Comune di Venezia l'uso di un campo da calcio a 5 e uno da padel, di norma nei giorni di martedì e giovedì per ragazzi adulti nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 11 o pomeridiana dalle 15 alle 17. L'utilizzo avverrà con l'applicazione della tariffa comunale da parte di cittadini non soci, come tariffario in vigore soggetto ad adeguamento Istat. La convenzione avrà una durata di 15 anni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.